Giancarlo! Dove siamo oggi, Giancarlo? Villanova del Ghebo, via Sabbioni 5. Sì, all'Osteria della Gioia. Esatto. Dove... Che non è un ristorante normale perché è dentro una ex scuola media. Ciao Giancarlo, Ciao, faccio Cristina. vedere di me. No, dico ciao Cristina. Ah, ok. Ciao. Silvia. Come ti chiami? Elena. Tutti i quadri che vedo? Tutti i quadri che vedi, compresa quell'opera d'arte che sarebbe quella lampada manichino, Ok. ad eccezione di quel quadro sopra il termosifone e un altro che c'è di là, sono tutti opera di Fabio Bressan. Chi è Fabio È Bressan? un pittore estemporaneo, autodidatta, che ce li ha prestati, regalati, prestati, messi qua in esposizione. Ok. E niente, addobbano e soprattutto colorano, rendono più gioiosa l'Osteria della Gioia. E di qua cosa c'è? E qua, questa qua è invece una saletta con le panadore dove teniamo i bicchieri e le cose. Anche questo è un modo di... Le panadore, non sentivo questo Adesso. termine da quando andavo a scuola, Esatto. all'alberghiero. Anche qua un sacco di quadri. La vedono nelle fotografie Dove? fatte dai nostri ragazzi. Dove queste? Sì. Ok. E sono il risultato di alcuni corsi di fotografia tenuti ancora una decina d'anni fa, e alcune di queste foto però non sono dei nostri ragazzi ma sono di fotografi professionisti. Ah, E lì il bello scoprire di chi è. si è asciugato per terra? Sì. Ok, allora possiamo andare nell'altra stanza che ci Stiamo sono... preparando perché stasera abbiamo una trentina di persone a Caspita. cena e tra poco verrà completamente trasformata, verrà apparecchiata. L'unico quadro, quel quadretto lì piccolino è di Radames, un nostro ragazzo, mentre gli altri sono sempre di Fabio Bressan. E tutte quelle bottiglie là sono vuote? Sono vuote. Le hai bevute te? Sì, sono bevute io, Ecco. che sono astemio quasi. Non importa, diamo sempre la colpa a Giancarlo. Sì. Sentiamo cosa dice. E ginseng? Ginseng? Sì, c'è. Anche? A lei? Ginseng? Noi stiamo cercando di fare il video, ma qua c'è troppo via vai. C'è un sacco di gente. in bar. Pensavo fossero Un'osteria. venuti a prendere me e invece no, mi è venuta... Com'è un'osteria? Sì, è un'osteria. Guarda che se ti viene infarto, per fortuna chi che sei. Per fortuna chi che c'è. Ma che bei che siamo. Allora, lui, come dicevo prima, è Giancarlo e ti andrebbe di parlare anche di come è organizzato questo posto. Sì, assolutamente. Allora, questo né più né meno è un ristorante come tutti gli altri, però nasce dalla volontà di fare formazioni in ambito enogastronomico con persone adulte disabili. Ok. E quindi partendo da un'esperienza di 12 anni fa dove praticamente non facevamo altro che fare un'attività di autonomia in cucina in un appartamento che abbiamo a Rovigo. Qua siamo a Villanova del Ghebo a 12 km da Rovigo chiaramente, e partendo appunto da un'attività di autonomia che si è evoluta nel tempo siamo arrivati alla consapevolezza che questi ragazzi, al di là di imparare a essere autonomi in cucina, potevano esprimere qualcosa di più nel fare camerieri o nel cucinare in ambito quindi proprio professionale, e ci siamo impegnati in questi anni fino ad arrivare a questo livello, cioè per un ristorante vero e proprio che fa formazione e che cerca di allargare i propri confini, possibilmente inserendo anche nuovi ragazzi appena sarà possibile, perché ci sono delle regole, ci sono delle cose come in tutti i ristoranti che devono essere seguiti. Esatto. E quindi è una possibilità in più per le persone con invalidità, disabilità, per aiutarsi ad inserirle nella società. Sì, esatto, Ecco. esatto. E, anche te, come me, hai una malattia genetica rara? Yes, io non si vede, non sono biondo, ossigenato, ma sono albino, cioè non ho melanina nel mio corpo, quindi i miei capelli sono di questo colore, la mia pelle è chiarissima, l'iride degli occhi è
azzurro, proprio perché la mancanza di melanina nei soggetti albini porta a questo. Cosa succede? Succede che, per esempio, banalmente non posso stare al sole, non posso prendere il sole perché non ho la protezione della melanina, quindi io non mi abbronzo, non mi viene fuori la tintarella. E per contro ho anche dei bei problemi di vista, come tutte le persone albine. Abbiamo maculopatie, problemi di retina irregolare, nixtasmo, cioè l'occhio che balla, soprattutto quando si guarda a destra e a sinistra, strabismo, e chi più ne ha più ne metta. E quindi diciamo sì, non siamo in tantissimi in Italia e fondamentalmente ci vediamo poco, quindi patente molto spesso no, anzi quasi mai. E altri sono molto più gravi di me per quanto riguarda la vista, quindi girano col bastone bianco o cose di questo genere. Io da quel punto di vista ancora me la cavo abbastanza bene. E soprattutto non abbiamo protezione per il sole, quindi dobbiamo assolutamente stare attenti, quindi creme solari 50, vestiti eccetera, coperture e cose così. Posso raccontare un aneddoto brevissimo. All'età di 3 anni ho rischiato di morire per una banale giornata al mare. I miei parenti mi portarono al mare e mi portarono a fare una giornata di mare come tutti i bambini di questo mondo. Quindi dalle 10 della mattina alle 5 del pomeriggio in spiaggia, sotto l'ombrellone anche, e praticamente quando sono tornato a casa ero addormentato, mi sono svegliato 2 giorni dopo, avevo delle vesciche in tutto il corpo che mi coprivano, e le vesciche sono ustioni di secondo grado. Con uno stione di secondo grado la pelle non ha più la funzione di liberare il corpo dalle tossine, quindi succede che il fegato aumenta il lavoro. Se aumenta troppo, perché la superficie esposta alle ustioni di secondo grado è troppo elevata, succede che va in iperlavoro e a un certo momento c'è il cosiddetto blocco renale, quindi uno può appunto morire per questa cosa. E io ho rischiato grosso all'età di 3 anni soltanto per una giornata banalissima al mare. Ma per fortuna sei ancora qua con noi. A rompere le scatole. Allora, sono io quella che ti rompe le scatole. No. E visto che è qua, volevo ringraziare Gloria, che ha scritto Maria Gloria, puoi venire un secondo? che ha scritto: vuoi salutare nel video? Vieni qua. Poi grazie. Vieni qua con me. Eccomi. Vuoi presentarti? Sì, va bene. Eccola qua. Lei è Gloria, mi ha regalato, fatto anche la dedica al libro che hai scritto te, Sì, dove ci sono le tue poesie, sì. e te anche dipingi Anche, sì. E suono anche pianoforte e arpa, e anche fai nuoto, anche nuoto. un sacco di robe. Agonistico e sincronizzato da molto tempo. Che dire. E come ti chiami su Instagram? Che me l'hai scritto anche qua, Le Gioie di Glo. Sì. Ecco, io ti ringrazio, eccolo qua il libro. E se vogliono comprarlo, se vogliono prenderlo, cosa gli diciamo? Andate, se vogliono prendere il libro, dove devono andare? Cosa? Se vogliono il libro, dove devono andare? Ma posso telefonare all'Osteria della Posso Gioia? telefonate Sì, all'Osteria della sì. Gioia. Vuoi dire ciao Pandini? Ciao. Pandini. Ciao. Ecco, Maria Gloria è una delle ragazze che frequenta l'osteria, è un po' sta in cucina, un po' sta in sala, e sì, quindi è una una quindicina di ragazzi che ruotano attorno a questa cosa, questa osteria, diciamo. E ricordatevi di venire all'Osteria della Gioia lo stesso, perché è un bel posto, ci si mangia bene Ah, sì. e ci sono un sacco di belle persone. Dio. No. Allora sì, all'Osteria della Gioia, per poter far lavorare tutti questi ragazzi, noi abbiamo utilizzato dei sistemi di cottura a bassa temperatura che ci permettono di dividere, ci permettono di dividere il lavoro in varie fasi e produciamo delle cose che non si trovano facilmente. La cottura a bassa temperatura sta prendendo piede adesso, però noi la facciamo non per un discorso glamour o di 3 stelle Michelin, proprio perché è il sistema migliore per far lavorare. TripAdvisor, dighe. TripAdvisor, Osteria della Gioia, in ordine. Allora,
I più votati. È un gioco che facciamo fare a tutti, insomma. Se voi andate in TripAdvisor e cercate i migliori ristoranti della provincia di Rovigo, vi viene fuori un elenco. Se usate come sistema di ricerca chi ha il voto più alto, salterà fuori che l'Osteria della Gioia è al primo posto. Noi abbiamo 5 con 70, attualmente 70 recensioni. E per noi è una bella cosa perché Una scioppettata. una scioppettata, esatto. Anche perché tanti pensano che con ragazzi disabili non si mangia bene, non si può essere serviti bene. Sono venuta io a mangiare qua, quando? Febbraio, marzo, Sì. era festa della donna. In realtà sono ricette classiche che sono leggermente rivisitate, però tenete conto che il pane lo facciamo noi, la pasta la facciamo noi, i ravioli, i tortellacci, i cappellacci li facciamo noi. Appunto c'è questa carne che viene cotta a bassa temperatura, noi abbiamo le costine che sono talmente morbide che... Ci sono anche le costine per vegani. Però è Sempre, importante tutto l'anno. tutto l'anno noi ci siamo. Fra parentesi, noi lavoriamo con questi ragazzi ma non abbiamo sovvenzioni pubbliche, quindi è proprio la vostra presenza che ci permette di resistere e crescere. Supportiamoli. Grazie. Vuoi salutare i pandini? Ah beh certo, ciao Dici, Pandini. ciao pandini, ci vediamo.